Un incendio ha parzialmente distrutto un appartamento in via Tintoretto a Conegliano. Le fiamme si sono propagate alle 3:40 della notte. È stato il proprietario di casa a lanciare l'allarme chiedendo aiuto al vicino del piano terra. Per capire le origini del rogo è giunta anche una pattuglia dei carabinieri. Per ora non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un cortocircuito. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Conegliano e Vittorio Veneto, prontamente intervenuti sul posto, hanno avuto non poche difficoltà per spegnere il rogo, visto che nelle stanze era ammassato ogni tipo di materiale. Le operazioni per sgomberare il soggiorno da ogni oggetto accumulato sono durate tutta la mattina. Anche l'amministrazione comunale è intervenuta per organizzare la raccolta del materiale combusto che dovrà essere smaltito in un'apposita discarica a Portogruaro. Siamo intervenuti con le nostre strutture per poter aiutare, dare un aiuto ai vigili del fuoco. Il materiale era tantissimo. Sì, diciamo che è una situazione un po' così, un po' anomala, c'era delle giacenze che forse oltre alla mobilia c'era anche delle giacenze di materiale che forse nel tempo doveva essere conferito, invece non era stato conferito. A causa dei gravi danni, l'appartamento al primo piano ora risulta inagibile. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, anche se il personale del SUEM 118 ha deciso di trasportare nella notte in via precauzionale al pronto soccorso di Conegliano il proprietario ed un vicino di casa.